Alla nota stampa con cui il sindaco Armelao sollecita la Regione Veneto a portare a termine l'iter per la modifica della legge sulle norme in materia funeraria inerente agli animali di affezione, presentata dai consiglieri Dolfin, Lega Liga Veneta e Rizzotto Lista Zaia, risponde il consigliere Montanariello, Partito Democratico. Definisce la nota uno sciacallaggio mediatico della destra, la comica politica del 2025 firmata Armelao per guadagnare il titolo di un giornale, e spiega Montanariello che un simile progetto di legge in Regione è già stato depositato in agosto del 2023 da lui stesso, vicepresidente della Commissione Ambiente. Dei 4 articoli del progetto di legge del consigliere Montanariello si prevede la realizzazione di cimiteri per gli animali d'affezione e si ipotizza la possibilità che le ceneri degli animali di affezione siano tumulate in un'urna separata nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia, se vi è la volontà espressa del defunto o degli eredi e previa cremazione, con annotazione nei registri cimiteriali. Il consigliere ricorda che l'iter ha già visto il superamento della conferenza delle autonomie locali con voto unanime, ma il vero problema continua è che è proprio il partito della Lega, il partito di Armelao, a bloccare il progetto. Siamo alle comiche, conclude. La destra che governa questa città vede i suoi rappresentanti in regione fermare questo progetto di legge. In questo caso la filiera ha fallito. Inutile sollecitare chi governa a velocizzare un iter quando è proprio chi governa ad averlo bloccato. Montanariello afferma che si organizzerà un picchetto sotto il Consiglio regionale per sollecitare l'approvazione della nostra legge. Parla Montanariello, ci aspettiamo di vedere Armelao a protestare con noi contro la giunta del presidente Zaia. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED. Un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.